Allora, io volevo dire due cose. L'arte di strada parte dal basso, che più basso non si può, cioè parte dalla strada. Non c'è nessuno che commissiona un concerto, che chiama un artista per suonare a una festa, a un evento, ma è semplicemente l'artista che di sua spontanea volontà decide di mettersi in gioco, di suonare in strada, di prendere il suo amplificatore, la sua chitarra. A volte l'amplificatore se lo costruisce, a volte non ce l'ha, però inizia a suonare in strada e questo è quello che fanno loro, che ha sempre fatto il Moses prima di arrivare dove è arrivato e che adesso continua a farlo, e anzi lo ringrazio perché sta sostenendo questa pratica che noi da anni stiamo cercando di portare avanti a Cagliari, di far conoscere, sostenerla in qualche modo, di far capire alla gente che va sostenuta, perché è importante sia per gli artisti che devono farsi conoscere, ma anche perché a loro piace farlo, piace stare in strada e confrontarsi con un pubblico diverso dal solito, non soltanto come vetrina ma anche proprio come scuola, la strada. E poi anche per la città, perché sicuramente più bella è una città dove cammini, ci sono i musicisti che suonano, piuttosto che una dove c'è solo tristezza e le canzoncine di Natale in fusione, no? Quindi questo è quello che noi cerchiamo di portare avanti da anni. Ringrazio tantissimo la Fiera Natale perché questo tutti gli organizzatori l'hanno capito e ci hanno invitato a partecipare a questa manifestazione, però noi le facciamo tutto l'anno, quindi se seguite la nostra pagina Baskers in Cagliari troverete le nostre iniziative. Quindi volevo ringraziare voi e di nuovo tutta la massa e Moses per essere qui. Grazie mille. E questa qui non avete la mia l'arte di strada, dicevo, parte dal basso, ma altrettanto dal basso si finanzia, si autofinanzia con il contributo delle persone che passano. Questo non significa che sia un'arte bassa, anzi è altissima, però va condivisa con le persone quei passanti, con le persone che si trovano in quel momento e gradiscono lo spettacolo. Quindi se gradite questo spettacolo, anche se avete pochissimi soldi, se avete molti soldi